lavori in area montana. Mi ha già riferito il sindaco della conferenza di Codroico che ahimè è solo consultiva ma ha dato un parere negativo da parte di tutte le aree rappresentate dalla regione. All'assemblea dei sindaci del 10 dicembre ho enunciato i contenuti del documento che poi vi leggerò. All'unanimità c'è stato parere favorevole, non andava in votazione perché era una comunicazione, però c'è stato dibattito e tutti i sindaci della Carnia, dei 28 comuni, si sono dichiarati favorevoli. Abbiamo anche enunciato questo progetto alla conferenza dei sindaci di Gemona, dove i due ambiti del sistema del ferro gemonese e valcanale e Carnia convergevano unanimemente su questo progetto. E poi io personalmente ho fatto un passaggio anche con numerosissimi medici ospedalieri, non posso dire di averli raggiunti tutti, però una gran parte, ed è stato enunciato questa ipotesi. Ci siamo incontrati anche di nuovo pochi giorni fa con il sindaco di San Daniele e con il sindaco di Maiano, che era quello più resistente all'ipotesi. L'osservazione che faceva il sindaco di Maiano era: noi vogliamo rimanere con l'azienda numero 4. Gli abbiamo fatto capire, e dopo 3 ore di discussione probabilmente ci siamo riusciti, che l'azienda numero 4 non ci sarà più, come non ci sarà più la numero 3. Quindi è bene strutturare un'azienda dove noi 3 ospedali rimaniamo ancorati al territorio, ma lungi da noi pensare che ci sarà ancora l'azienda numero 3 e l'azienda numero 4. E poi c'è stato l'incontro con l'assessore Cosic come discorso e con il direttore, mega direttore Magno, il dottor Basaglia, dove ho enunciato comunque questa ipotesi. Cosic, guardandomi, mi ha detto: io so di questo progetto, però sinceramente, assessore, non ho niente di formale, di protocollato sul mio tavolo. Io ho letto i giornali, ci aveva sentiti anche a Codroico, per carità, però io vorrei che da questa riunione venisse fuori un documento unitario finalmente da far protocollare all'assessorato e al Presidente della Regione, perché effettivamente c'è un grande pourparlers di questa ipotesi di riorganizzazione, ma di formale un documento non è stato ancora prodotto per iscritto. Come diceva già il sindaco, il Presidente Tondo aveva sollecitato i sindaci a formulare delle ipotesi sul piano sociosanitario e per cui avevo elaborato questo documento, che però presenteremo adesso perché con piacere in questa riunione di consiglio abbiamo avuto la possibilità di parlare. Ho preferito, piuttosto che fare una presentazione isolata da parte del sindaco a Tondo, preferivo che venisse enunciato qui, l'avrei comunque presentato al prossimo consiglio del bilancio, ma l'occasione di questo consiglio convocato da un quarto dei consiglieri è stata veramente favorevole. Quindi io ho ascoltato con favore tutte le vostre proposizioni, anche perché tutto sommato diciamo tutti la stessa cosa. Quindi pur devo rimarcare questo, che nessuno, oltre la Giunta che ho puntualmente informato dei vari passi che stavo facendo, nessuno in queste settimane mi ha chiesto niente. Mi ha chiesto qual è lo stato dell'arte, come stanno andando le cose. Ci abbiamo lavorato veramente per comprendere. E quindi io adesso leggerò il documento, dopodiché lo proporrò anch'io come ordine del giorno del Consiglio Comunale da inoltrare a tutte le persone che poi verranno elencate. Spero che ci sia una condivisione di intenti, perché